A Lanusei, nel cuore dell'Ogliastra, il galoppatoio di San Cosimo ha ospitato una nuova grande giornata di sport e tradizione. Il 34esimo trofeo ippico Città di Lanusei ha riportato in pista cavalli, fantini e pubblico in un'atmosfera di passione autentica e forte partecipazione. Una giornata di grande sport, partecipazione e tradizione, che ha richiamato pubblico, fantini e cavalli tra i più attesi del circuito ippico isolano. Fin dalle prime fasi della manifestazione, il clima è stato quello delle grandi occasioni. Sul tracciato di San Cosimo si sono confrontati alcuni tra i migliori protagonisti del panorama ippico isolano, in una competizione vissuta con intensità, tecnica e grande spirito sportivo. Tra i momenti più attesi dell'edizione 2026, anche il ritorno del Palio degli Asinelli, appuntamento capace di unire spettacolo, divertimento e tradizione popolare. Respingendo attacchi nei confronti di Gianno in seconda posizione, in terza Venorde e in quarta Cosa Nostra. Agli allungati, ma intanto Gianno che non lascia niente. Classifica finale categoria anglo-arabi del 34esimo trofeo ippico Città di Lanusei. Primo, Arsenico Lupin, fantino Francesco Pira. Secondo, Dark Mary, fantino Giovanni Soggia. Terzo, Fidora, fantino Graziano Sanna. Quarto, Fast Lady Star, fantino Mattia De Riu. Quinto, Ginevrino, fantino Antonello Pisone. Ci prova con Ginevrino che mantiene la pena, che sembra avere qualcosa in più, chiude allo steccato i due in lotta. Del resto è il palo e quindi siamo davanti a una classica corsa da palio con Arsenico Lupin che è passato nei confronti di Dark Mary, Arsenico Lupin che se ne sono andati di Santa Ragione, Arsenico Lupin che trionfa con Francesco Pira, secondo posto Dark Mary e Giovanni Soggia, terzo Fidora, mentre al quarto finiscono in lotta Fast Lady Star che conquista la parte. Avanzando il tempo, scattano tutti e 5 contemporaneamente e quindi Chanel. Classifica finale categoria migliorati del 34esimo trofeo ippico Città di Lanusei. Primo, Grassiosu, fantino Mattia De Riu. Secondo, Icaro, fantino Davide Murgia. Terzo, Chanel, fantino Daniele Orru. Quarto, Netanyahu, fantino Antonello Pisone. E poi il Grassioso è stato accusato da fantino Icaro. Prosegue la corsa. Vede i cavalli presentarsi in pista per effettuare il secondo passaggio, dove al comando è sempre Battistrada Icaro con numero 17 nei confronti di Netanyahu che ha all'interno Chanel, segue poi Grassioso, mentre Sandro Penna che è stato disarcionato diventa la battuta Grassioso all'estremo che si lancia in calcio del Battistrada, sale con un passo nettamente differente, salva tutta l'avversario e si presenta al comando lungo la curva conclusiva. Grassioso con un tour di facile al comando e poche battute superate tutti i singolati a vincere. Il 69 precedente il numero 17 Icaro, al terzo posto il numero. Pertanto, a conquistare il 34esimo trofeo ippico Città di Lanusei è stato Arsenico Lupin, montato dal fantino Francesco Pira, al termine di una finale intensa e combattuta. Un grazie sincero al presidente Giancarlo Ligas e tutta l'associazione ippica lanuseina, ai fantini, alle scuderie, al pubblico e a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida giornata di sport e tradizione. Appuntamento alla prossima edizione. Le storie di Mario.